Sì al prolungamento dell'autostrada Valdastico fino a Rovereto. La provincia autonoma di Trento apre al collegamento con il Veneto e improvvisamente torna alla vita un'opzione che sembrava finita nel dimenticatoio. Per il vicepresidente del Consiglio Veneto Nicola Finco questa è un'occasione da non perdere. Penso che dopo 40 anni di no da parte della provincia di Trento forse è giusto iniziare un dialogo con la provincia, visto che il presidente Fugatti si è dimostrato favorevole, anche perché la questione della Valdastico Nord non riguarda solamente la provincia di Vicenza, il nostro tessuto imprenditoriale, ma tutto il nord-est, perché vorrebbe dire aprire una nuova arteria verso il nord Europa. Lo sbocco trentino della Valdastico potrebbe liberare o decongestionare la grande malata del territorio, ovvero la statale Valsugana, che soffoca la Val Brenta. È vero che la Valdastico Nord riguarda l'Alto Vicentino, ma riguarda in parte anche il Bassanese, perché noi oggi abbiamo come unica strada la Valsugana, che sappiamo benissimo come è presa, e tutti gli ingorghi che si verificano non solo durante il fine settimana, ma anche durante i giorni ordinari. Quindi oggi creare un nuovo sbocco a nord vorrebbe dire anche alleggerire la statale della Valsugana e creare veramente due arterie fondamentali per la crescita anche economica. L'asse sud-nord si innesta sulla viabilità esistente che oggi e soprattutto domani vorrà dire strada pedemontana veneta. A breve entrerà in vigore tutto il tracciato della pedemontana, quindi con un aumento dei flussi proprio sui nostri territori, e mi chiedo veramente per quale motivo qualcuno, senza magari approfondire la cosa, senza incontrarsi col presidente Fugatti, abbia già detto un no secco al prolungamento a nord con l'uscita a Rovereto. Ecco quindi l'invito di Finco alla politica veneta. Penso che sia gli amministratori locali del territorio, ma anche la provincia e la regione del Veneto, su questo tema ovviamente debbano assolutamente fare degli approfondimenti e trovare quanto prima una soluzione col presidente Fugatti.